La parola all'onorevole Roberto Di Mauro. Cari amici, intervenire oggi a questo incontro che, come è riportato nel manifesto, trattasi di un'assemblea, non di un congresso come è stato oggi trascritto sulla stampa regionale, vuol dire essere il luogo in cui si fanno le riflessioni politiche, le riflessioni che riguardano l'organizzazione del nostro partito. E a proposito di quelle che sono le riflessioni politiche, io credo di dover partire da quella che è stata l'esperienza del governo lombardo, cominciando dal primo momento in cui si è insediato, per le cose che sono state fatte, per le alleanze che sono state sottoscritte, per l'azione politica che quotidianamente si è manifestata attraverso quella che è stata l'attività legislativa. E credo che questo sia un punto imprescindibile, non si può guardare a domani se non si guarda quello che è stato fatto ieri, se non si riguarda ieri, quelle che sono state le alleanze, quelli che sono stati i punti di convergenza politica, su quelle che sono state le forti iniziative legislative che sono state portate avanti e che, al di là delle schermaglie politiche, spesso per questioni estetiche, sono state manifestate durante i lavori dell'Assemblea, in realtà le leggi di riforma che sono state approvate dall'Assemblea spesso hanno avuto il consenso di tutte le forze politiche o tutt'al più l'astensione di coloro i quali si sono sempre lamentati ma che in verità alla fine hanno dovuto riconoscere quello che è il dettato legislativo dell'Assemblea, che da lì a poco avrebbe adottato. Bene, credo che sia questo un fatto molto importante e vorrei citare un esempio per tutti, l'esempio non quelli fortemente conosciute delle riforme a proposito della sanità, a proposito dei rifiuti che sono state fatte, ma l'esempio della capacità di intuizione che ha avuto il governo a proposito della riforma inserita in una delle ultime finanziarie che è riguardo al sistema dell'acqua. Il governo della regione ha portato l'Assemblea regionale a comprendere il disagio delle cittadinanze, degli amministratori comunali, che spesso mettevano in risalto negli incontri col Presidente della Regione e con quanti di noi, perché la situazione così come era non poteva andare. Bene, io credo che questo sia un fatto molto importante, avere anticipato i tempi che sono stati poi caratterizzati dal referendum che si è svolto qualche giorno or sono, allorquando sul tema dell'acqua gran parte del popolo italiano ha votato per una rivisitazione del sistema che era stato fino a ieri in vigore nello Stato italiano. Bene, questi sono segnali importanti che, se si aggiungono all'intuizione politica che c'è stata... Per piacere, scusami un attimo Roberto, vi potete sedere, non avete a male, vi accomodate? Scusami, no, sì, grazie. Prego. Rispetto a quella che è stata l'intuizione politica di anticipare i tempi di almeno 2 anni, non solo con l'attività legislativa ma anche con le intese politiche, credo che sia un grande traguardo che il governo lombardo abbia raggiunto. E credo che su questi punti importanti, su questi rapporti, su queste intese bisogna immaginare di andare avanti. Non è possibile non guardare indietro, non è possibile, anzi credo che sia un dovere guardare a quello che è stato fatto per poter continuare a testa alta quelle che sono le prossime iniziative politiche. E queste sono cose che mi permetto di sottolineare a questa Assemblea, perché al di là di quello che sarà domani, se sarà un governo politico, se sarà un governo tecnico, non c'è dubbio che, come è stato detto, quello che importa sono le alleanze che vengono siglate nel Parlamento regionale, gli uomini che votano le leggi, i gruppi parlamentari che si schierano a favore del governo della Regione siciliana. E passando a quello che è il tema, lasciatemelo dire, organizzativo, io credo che questo partito non deve dimenticare, e lo dico soprattutto per i dirigenti, per i tanti amministratori, ma anche e soprattutto per i parlamentari, quello che è stato l'inizio di questa nostra esperienza, un'esperienza certamente importante
che aveva nello spirito di rivalsa rispetto a quello che il governo nazionale ormai da molto tempo ha abbandonato. Io ricordo per tanti anni qual è stato l'accordo, il patto non scritto del governo nazionale, qual è stata l'intesa che ha retto sempre il governo della nazione a proposito degli interessi che legava il governo nazionale al nord e gli interessi che legava il governo nazionale al sud. Da circa 15 anni ormai tutte queste intese sono saltate, il Sud è stato abbandonato a se stesso e l'organizzazione in un partito come quello nostro, che ha molto entusiasmo da recuperare, non può prescindere dalla rivitalizzazione della nostra classe dirigente. E credo che noi non abbiamo bisogno né di numero 2 né di numero 3 né di numero 4, abbiamo bisogno tutti quanti di un bagno di umiltà, di essere capaci, di fare tesoro della nostra esperienza, di trasmettere ai dirigenti locali quelle che sono le nostre conoscenze, quella che è la nostra attività quotidiana, perché possa il partito organizzarsi in maniera strutturata per trasmettere non solo ai dirigenti locali, ma per trasmettere anche alle altre regioni del Meridione un modello di partito, un modello efficiente di partito, un modello di un partito che accompagna l'azione di governo, che è anni luce di distante rispetto a quella che è l'azione di governo, per esempio, della Regione Campania. Vedete ogni giorno quello che succede nelle televisioni di Stato, quello che è il tema dei rifiuti. Noi in Sicilia, ringraziando Dio, navigiamo in una situazione assolutamente serena e tranquilla. Quindi un partito che possa avere in sé le condizioni per cui ciascuno di noi possa fare la propria parte, perché possa esserci libertà e autodeterminazione, possa esserci la capacità politica di immaginare un partito che abbia spazio per tutti, spazio per i giovani e una prospettiva politica per tutti coloro i quali si definiscono militanti, appartenenti, iscritti, amministratori comunali e classe dirigente. Grazie amici.